Ed eccoci insieme, adesso vi presento i nostri ospiti. Allora, incominciamo dalla mia sinistra, Gianpietro Napol, che è il presidente della Federazione Ordine degli Ingegneri del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Pietro Zangheri, accanto a lui, che invece è presidente Ordine dei Geologi del Veneto. Grazie anche a lei. Edi Bazzan, vice sindaco di Curtarolo. Buonasera. Ben arrivato. Elisa Venturini, ben ritornata, vicepresidente dell'ANCI del Veneto, nonché sindaco di Casalserugo. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Marco Furlan, titolare Furlan Costruzioni, ingegnere però esperto in costruzioni edili. Buonasera, grazie. Luigi Antonio Vialetto, ingegnere civile strutturista, quindi esperto in costruzioni, grazie anche a lei. Paolo Bassani, ben ritornato qui con noi, presidente degli edili di Confartigianato del Veneto, quindi anche lei opere di ristrutturazione, costruzione, quindi esperto. Come sempre Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, qui con noi. Abbiamo un'intervista di contributo, non è potuto restare con noi in studio invece il presidente dell'Unione Veneta Bonifiche Giuseppe Romano, ma lo sentiremo nell'intervista. Allora, io voglio come sempre partire con un contributo che ci dà un po' in là, poi vedremo di entrare nel vivo della discussione. C'è la volontà di convocare tutti coloro che possono dare una mano a predisporre un piano organico di prevenzione del rischio, tante volte annunciato, mai attuato, ma questa volta, esattamente come abbiamo già fatto col dissesto idrogeologico, col piano dell'edilizia scolastica e con l'attività di cura e di manutenzione sulle strade, il nuovo corso che abbiamo dato per la cura e la manutenzione, c'è bisogno di un grande piano di cura per la Casa Italia, appunto, un grande piano di prevenzione su cui troppo poco il Paese purtroppo ha investito, ma che è necessario. Questa lezione, tragica lezione che ci viene dal terremoto, ci dice che questa deve essere davvero la volta in cui il Paese mette in campo un piano organico di prevenzione. La ricostruzione deve essere fatta nella maniera migliore possibile, però in questo momento noi siamo ancora impegnati con l'attività di protezione civile, l'attività di prima emergenza. La ricostruzione vera e propria ha tempi diversi, avverrà tra qualche mese. Per adesso dobbiamo prepararci ad affrontare bene l'inverno, a ragionare con le popolazioni colpite per garantire a tutti una sistemazione accettabile, per evitare che l'inverno appunto sia un problema, e quindi stiamo già organizzando, il capo dipartimento protezione civile con cui ho parlato anche oggi sta già organizzando in maniera direi molto efficace con i sindaci e con le popolazioni questa prima fase di emergenza e di accoglienza. Come avete visto non abbiamo ancora finito di scavare. Allora, questo era Del Rio, io comincerei con lei vicepresidente, perché lei viene da un incontro proprio a Roma che si è tenuto ieri, molto importante. Siamo arrivati alle porte dell'inverno, siamo in grado di affrontare la situazione che nel frattempo non si è bloccata lì ma è degenerata, e poi speriamo e facciamo tutti gli scongiuri che non capiti quello che è capitato un anno fa, 2 anni fa, con il discorso di alluvioni di vario genere, ma anche in quello siamo preparati. Per quel che riguarda, analizziamo prima fase, i comuni. E che cosa ne è emerso da questo incontro che avete fatto a Roma? Ieri ho avuto la fortuna di partecipare insieme agli altri sindaci d'Italia, ogni regione aveva la propria rappresentanza, in un incontro che c'è stato a Montecitorio alla presenza delle cariche dello Stato, e in quella sede si è fatto presente un po' tutte le necessità che in questo momento hanno i comuni, che sono soprattutto di natura finanziaria, ma è emerso naturalmente in modo particolare la situazione che stanno vivendo i comuni terremotati. Hanno parlato il sindaco di Norcia, di Amatrice, e hanno messo in evidenza le difficoltà in cui loro versano in questo momento. Prima di tutto hanno fatto rilevare, ma questa è una sensazione che provano tutti i sindaci che affrontano una calamità, lo stato un po' di solitudine che si prova a dover affrontare una situazione che da soli in realtà non si è in grado di fare, ed è proprio in circostanze come queste che il sistema Italia dovrebbe venire fuori, che non si limita solo allo Stato o alla Regione, ma che prevede anche il coinvolgimento dei comuni, di tutti i comuni italiani in base alle risorse che possono avere, delle associazioni di volontariato, delle forze dell'ordine, cioè tutta una serie di attori che devono intervenire in uno scenario che è particolarmente complesso, in modo particolare a seguito di un terremoto. E quello che richiedono questi sindaci è che ci sia
un maggior coordinamento da parte di tutte le forze presenti in campo, che la burocrazia in qualche modo venga ridotta, perché questo è inevitabile, che a seguito di una calamità poi questo denaro pubblico che arriva deve essere anche gestito, e se da un lato la burocrazia serve per permettere che, per scongiurare che si possano verificare degli abusi e che venga speso in maniera negativa il denaro pubblico, d'altro lato però non deve essere una burocrazia che va ad opprimere, perché ci sono delle esigenze dei cittadini che richiedono invece velocità di azione, tempestività, efficacia, e forse in questo tendiamo come Stato italiano ad essere un po' troppo eccessivi proprio in termini di burocrazia, e questo a discapito dei tempi poi di realizzazione, a discapito anche di quelle che sono le necessità. Quindi sicuramente ci deve essere un maggiore impegno proprio per cercare di dare delle risposte più immediate, cercando di ridurre il più possibile la burocrazia. E poi l'altro grande tema che è stato sollevato soprattutto dal sindaco di Amatrice è il fatto che ci sono più soggetti che vengono a intervenire molte volte e non si sa chi deve fare. Ad esempio mi diceva c'era un problema di viabilità, c'è una strada che da 2 mesi si trova in pessime condizioni e devono ancora capire chi è il soggetto che deve partecipare, se lo Stato, se la Regione, se la provincia, se l'ANAS, ecco, e quindi diventa un problema anche quello. Ecco, cercare di chiarire maggiormente negli scenari di criticità e di calamità sarebbe forse l'impegno maggiore da parte dello Stato. Io le chiedo una cosa, dopo questo un po' sono domande che poi girerò anche a voi, ognuno per la propria competenza. Ma è mai possibile, tra l'altro noi ci siamo visti tante volte in trasmissione, mi fa piacere però purtroppo, perché parliamo sempre di quello che si può fare dopo, cioè mai ragionare in proiezione futura, quello che vorrei cercare di fare con gli esperti qualificati che ci sono quest'oggi qui insieme a noi. Cioè vedere di non risolvere l'emergenza e quindi in qualche modo arrangiarsi, come lei tante volte ha spiegato, con ingegno, con creatività, tutto quello che un sindaco può tirar fuori, ma veramente lavorare in previsione, cioè cercare di evitare di cadere in queste situazioni. Secondo lei è fattibile allo stato dell'arte nei nostri comuni, guardando anche il comune dove voi avete affrontato il disastro dell'alluvione, siete stati in grado con le risorse esistenti di guardare un po' oltre, o non è possibile nel nostro Paese? Secondo me c'è una tendenza diffusa di ragionare in termini emergenziali. Cioè quando c'è l'emergenza allora parte la spinta emotiva, non so se sia legato un po' al temperamento degli italiani che sono comunque molto emotivi, dal grande cuore, generosi, e poi pecchiamo magari in termini di organizzazione. Questa è anche la cosa che ci sottolineano anche da parte degli altri stati, quindi lì secondo me dovremmo lavorare maggiormente. Io devo dire dal canto mio l'alluvione che ho vissuto nel 2010, quindi vivere questa calamità, è stato un modo anche per acquisire delle conoscenze che adesso sto tentando di trasmettere anche ai miei colleghi. Allora approfitto anche di questa circostanza, abbiamo predisposto di recente e abbiamo anche presentato qui il Vademec, un manuale proprio indirizzato agli amministratori per poter gestire le prime ore di emergenza. Allora questo manuale nasce proprio dalla volontà di aiutare e in qualche modo prevenire quando si verifica il fatto. Allora a me dà un po' l'idea che è la cultura generale che dovrebbe cambiare, perché poi magari anche i singoli si mettono d'impegno e cercano di affrontare le situazioni. Poi però ci dovrebbe essere una coscienza collettiva che si muove in questo senso. Io ho visto che con l'alluvione del 2010 c'è stato proprio il cambio di mentalità nell'affrontare anche determinati rischi, ad esempio quello idrogeologico. Cioè questa cosa che noi stiamo vedendo, secondo lei? Prima del 2010 per 50 anni lungo i corsi d'acqua principali non è mai stato fatto niente. Io parlo per il Bacchiglione. Dal 2010 in poi devo dire che un po' alla volta si sta riprendendo. È chiaro che riprendere 50 anni nel corso di cui non è stato fatto niente è dura, però devo dire sono stati fatti interventi puntuali di consolidamento, sono in previsione degli scavi in alcuni punti per rimuovere i detriti. Questa è la rotta del 2010, non so, in sovraimpressione si sta vedendo. Ecco, qui è stato speso qualche milione di euro per sistemare questa rotta e nel giro di qualche mese sì, il corpo arginale è stato ripristinato. Però sono tutti interventi appunto fatti poi quando siamo rimasti scottati e quindi poi successivamente. Sì, peraltro la legge 225 del 92 prevede proprio la previsione, la prevenzione e la mitigazione di questi eventi calamitosi. Quindi infatti mi chiedevo nell'incontro che avete fatto al Ministero, oltre a questo a volte eccesso anche di zelo in termini positivi dell'italiano che è in situazione di emergenza, perché è vero che magari il ponte non è fatto, magari però ho sentito che sono arrivati tanti di quei vestiti, tanti di quel
in eccesso rispetto a quello che era il fabbisogno, quindi un coordinamento, ecco. Io ero curioso di sapere, il sindaco di Amatrice, fermo restando il primo momento di difficoltà e di emergenza che ha avuto, che tipo di questa preoccupazione sua, in che maniera si è trasferita in atti pratici per quanto riguarda la propria popolazione? Lui ha dato un esempio? Secondo me è fondamentale comunque anche denunciare determinate situazioni, cioè il fatto di dirlo pubblicamente è anche un modo per far prendere coscienza a chi gestisce a determinati livelli, ma anche ai cittadini, qual è effettivamente la situazione, perché tante volte si tende in qualche modo a cercare lo stesso di magari trovare una soluzione, perché poi c'è anche l'arte dell'arrangiarsi, però di fronte a determinati fatti, anche il fatto di denunciarli pubblicamente, magari ieri averlo detto di fronte a quella platea di sindaci, alle cariche di governo, comunque con le televisioni presenti, è un modo per dimostrare per l'ennesima volta che di fronte a determinate situazioni bisogna procedere. Non vuole essere, non è che in questo modo si è dei lamentosi, semplicemente si denunciano dei fatti ai quali bisogna dare una risposta. Allora il farlo pubblicamente è anche un modo per muovere di più le coscienze. Ecco. Di Bazzan, cosa ne dice? Su questo concordo con quanto ha detto anche la collega Elisa Venturini. Il discorso della prevenzione, noi lo vediamo, c'è sempre una risposta, sempre dopo l'emergenza. C'è anche la gente ti chiede, si interessa, giustamente anche si preoccupa, però dopo una cosa purtroppo che va anche scemando. Dopo le alluvioni, anche le piogge, vediamo tutti quanti vogliono i fossi, ritorna il sole, tutti vogliono le strade asfaltate e i marciapiedi perfetti. Però questi sono progetti che vanno visti a lungo termine, ci vuole una visione anche pluriennale. Il problema è che molto spesso, a parte la carenza anche delle risorse, ma ci troviamo di fronte a degli ostacoli dal punto di vista della burocrazia che sono effettivamente immensi, perché gran parte anche delle risorse che noi abbiamo a disposizione vanno via da una montagna di scartoffie, diciamo così, chiaramente necessarie. Però c'è anche una parcellizzazione tra tutti gli enti coinvolti delle varie attività. Il discorso della strada che non si sa a chi compete, ma questo è un caso che ce l'abbiamo quotidianamente e purtroppo non stiamo andando in questo senso per risolvere i problemi. Vediamo anche noi che siamo un comune che a valle abbiamo il problema dell'acqua che riceviamo anche da monte, ma non possiamo solo noi fare le opere per andare a risolvere questo problema dell'acqua che riceviamo anche da altri comuni o da altre zone industriali, ma qualcosa che va visto insieme. Ecco, ma è un problema che riguarda la norma, un vuoto di norma, a volte, è un problema problema manca anche un'energia, perché dobbiamo coinvolgere i 3 comuni, i consorzi anche di bonifica, c'è chiaramente anche la regione che interviene, che fa anche un elenco di quelle che sono anche le priorità, però a volte magari il comune risolve il proprio problema e dice adesso sono a posto, voi che siete più giù arrangiatevi. Una conflittualità anche tra istituzioni. Sì, anche esattamente, perché vuole avere anche una visione a più ampio spettro, anche sicuramente più grande. Nell'immediato anche noi, dopo quello che è successo, ma vedo anche moltissimi altri comuni, si stanno muovendo con tutte anche le verifiche sismiche, quindi tutta una serie di attività che vanno anche in queste direzioni. Adesso vedremo se appunto con la legge di stabilità dopo analizziamo il discorso della legge di stabilità. Però questo è importante, di non rispondere solo in termini di urgenza, che non paga a volte, non paga dal punto di vista elettorale, perché sistemi anche una scuola perfetta dal punto di vista sismico, il cittadino passa avanti e dice non è stato fatto niente, magari ha speso centinaia di migliaia di euro, invece la gente deve capire che prima di tutto, anche se no le strade che sono dei biliardi che sono perfette, prima di tutto va la sicurezza degli edifici dove ci sono i ragazzi, le scuole, gli edifici, principalmente le scuole, sono gli edifici pubblici. Dopo vedremo anche nel privato come si può intervenire. Il Presidente Napa, cosa devo dire riguardo? Stavo un attimo fremendo. Sì, la vedevo. Ho poi passato. Cioè, riguardo alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, sono anni e anni che andiamo avanti, che conosciamo quali sono le problematiche, perché a seguito dell'alluvione del 66 è stata istituita fin da allora una commissione, che era la Commissione De Marchi, che ha individuato, oserei dire esattamente, perché non è che sia cambiato tante le cose nel tempo, quali avrebbero dovuto essere gli interventi proprio per la prevenzione quantomeno del rischio idraulico.
Sono passati 50 anni e in questi 50 anni, come diceva bene prima il sindaco di Casal Serugo, non è stato fatto praticamente niente. Devo dire che a seguito invece dell'alluvione del 2010 le cose si sono cominciate a fare, quindi bisogna dar atto anche all'amministrazione regionale che effettivamente ha impegnato delle risorse e ha cominciato a realizzare questi bacini di laminazione che servono soprattutto, diciamo, per i paesi a valle, perché dopo c'è anche un altro problema, nel senso di dire sì, vabbè, purché non si faccia nel mio comune o nel mio giardino, come si suol dire. No? Tra l'altro c'è anche il problema dello spazio, perché noi per queste vasche laminazioni non possiamo farle tanto grandi. Non mi si dica che non ci sono delle zone che sono state già individuate laddove queste cose si possono fare. Allora, giustamente dopo faceva presente il vice sindaco di Cittadella, sono delle cose che comunque non pagano elettoralmente, perché il cittadino preferisce vedere il marciapiede fuori di casa aggiustato piuttosto che un'opera magari fatta altrove e laddove invece l'amministrazione magari ha anche contribuito a investire. Stesso discorso più o meno per quanto riguarda le scuole, eccetera. Certe volte sono stati fatti degli interventi, sono stati impegnati dei soldi per far bella la scuola, oppure siccome andava tanto di moda per migliorare la prestazione dal punto di vista energetico, però a tutt'oggi si è trascurato molto quello che invece è il problema dell'ossatura della scuola, cioè che questa sia in grado anche di resistere a un eventuale sisma. Presidente, posso darle un dato? Il dato della protezione civile: dal 1968 al 2014 per costi di terremoto, successivi a terremoto, sono stati spesi 121,6 miliardi. Benissimo, allora io posso dirle che il nostro Consiglio nazionale, o meglio il nostro centro studi del Consiglio nazionale, ha fatto una stima di quelli che potrebbero essere i soldi necessari per mettere o migliorare e mettere in sicurezza il patrimonio edilizio italiano, e con questa cifra che conosco benissimo anch'io ce l'avremmo fatta, tra virgolette, e invece siamo ancora, oserei dire, quasi all'anno zero. Sa che sono stati ma non perché manca la normativa e perché la categoria non sia in grado butto benzina sul fuoco, Presidente. Sa che sono stati stanziati solamente 965 milioni di euro, l'1% dal governo adesso, quindi non cifre. Sì, no, io siccome sono ottimista per natura, spero molto che finalmente vada in porto questo benedetto Casa Italia, laddove il nostro Presidente del Consiglio ha detto che quantomeno dovrebbe metterci 4 miliardi e mezzo per la messa in sicurezza delle scuole e destinati invece alla ricostruzione e alla messa in sicurezza quantomeno degli edifici delle zone a più alto rischio, ecco, diciamo così. Certo, allora adesso do la parola anche a tutti quanti gli altri, perché ci sono diverse questioni che stanno venendo fuori. Prima di andare in pubblicità però voglio sentire, perché poi ci sta bene, stiamo parlando anche di rischio idrogeologico, lei giustamente ha detto la Regione ha fatto, anche il Sindaco Venturini, anche lei ha aggiunto qualche cosa, insomma è stato fatto, anche se non sbaglio lei Bazzani ha aggiunto. Sì, certo, allora vediamo che cosa ci dice a questo proposito nell'intervista il Presidente dell'Associazione Veneta Bonifiche, Giuseppe Romano, che è stato interpellato a questo riguardo, quindi seguiamo l'intervista, poi andiamo subito in pubblicità. Presidente, rischio idraulico, rischio idrogeologico, in Veneto qual è la situazione allo stato attuale? Non abbiamo avuto per fortuna eventi catastrofici, nelle altre parti d'Italia sì, ma possiamo temere qualche cosa o sono stati presi dei provvedimenti concreti? Beh, innanzitutto la sicurezza idraulica non è mai al 100%, per cui si deve continuamente lavorare per dare maggiore sicurezza idraulica al nostro territorio. Poi è evidente che ci sono situazioni in grandi fiumi, si sta iniziando ora nella parte vicentina e nella parte padovana, ma ad esempio nel Piave e nel Livenza non si è fatto nulla in questi ultimi 50 anni. E questo per quello che riguarda le grandi opere. Invece per quello che riguarda le piccole opere, i consorzi di bonifica in questi 10 anni hanno fatto molto, partendo dal fatto appunto di cercare delle risposte concrete anche a piccoli interventi. Infatti noi abbiamo in questi ultimi 10 anni investito 194 milioni di euro con 405 cantieri. Di questi 194 milioni di euro 20 arrivano da riduzione da spendere di lui che abbiamo fatto come consorzio di bonifica,
e poi abbiamo in progetto altri 123 cantieri per 390 milioni di euro. Questo è il nostro progetto di mettere in maggiore sicurezza il Veneto. La certezza, come dicevo prima, è impossibile da avere, però una maggiore sicurezza sì, dobbiamo farla. Quali sono le maggiori fragilità del territorio ancora? Beh, le maggiori facilità del territorio sono soprattutto i grandi fiumi. I grandi fiumi, come dicevo prima, le grandi opere si stanno facendo ora in provincia di Vicenza, si sta iniziando ora con Caldogno, con Trissino, qui sta iniziando ora, tra poco mi sembra sia di inaugurare Caldogno, però ripeto, sono opere di competenza regionale e si sta facendo. La parte un po' più debole, passatemi il termine, è sicuramente l'asta del Piave e l'asta dell'Ivenza, per cui là si deve fare un certo tipo di passaggio, un certo tipo di approccio. Si sta facendo qualcosa, ma si deve fare ancora di più probabilmente. Rischiamo ancora quelle alluvioni che si sono verificate qualche anno fa? Beh sì, è evidente che rischiamo perché ci sono delle concause, dei fattori anche difficili da gestire, difficili da programmare. Si è fatto però diverso, ripeto, i lavori che abbiamo fatto noi sono di tantissimi piccoli interventi che hanno dato maggiore sicurezza idraulica al territorio. Mi viene in mente un corso d'acqua che conosco molto bene perché l'abbiamo per parte attivato anche il mio consorzio, il Musum ad esempio. Manca un ultimo intervento che è in fase di appalto e le procedure burocratiche a volte ci mettono in difficoltà, però lì abbiamo fatto dei percorsi importanti assieme alla Regione e che se nel breve si riuscirà a sbloccare il contenzioso che c'è, si potrebbe avere intorno al Museo dei Sassi, che è molto importante anche per l'Alta Padovana, circa 2 milioni di metri cubi di invaso, non è poco, ecco. Si sta facendo, è indubbio che si sta facendo. Si deve fare molto, però ripeto, da questo punto di vista il Veneto ha qualcosa in più rispetto al resto d'Italia, lo dico con estrema tranquillità, perché la lungimiranza, la sensibilità che hanno i veneti in questo tipo di percorso è stato importante. Parto sempre dalla famosa invarianza idraulica, che è stato un fattore estremamente importante. Invarianza idraulica significa quello che, cambiando e trasformando il territorio, che è stato importante in questi anni, si ha la stessa uscita d'acqua. Cioè invarianza è l'acqua che esce pur trasformando il territorio da agricola ad urbano.